con Barbara Manca, ingegnere della società Ischida. Che vuol dire? Ischida è un termine sardo, nella zona di Nuoro significa colei che è sveglia, che è pronta. Ed è quello che noi cerchiamo di essere. Quindi Ischida è femminile? Sì, Ischida. Sveglia? Esatto, quella che è sveglia, che è pronta, che è reattiva a reagire davanti alle situazioni. Ed è quello che noi cerchiamo un po' di essere per l'economia della Sardegna. Dove state fisicamente? Fisicamente stiamo nel cuore di Cagliari, nel centro storico, nel corso Vittorio Emanuele. È una società sarda che è nata nel 2008 ed è una società sarda che si occupa della società sarda. È un gioco di parole, però in realtà è quello che proprio noi facciamo. Ce ne occupiamo con lavori di consulenza, pianificazione ed elaborazione di progettualità che riguardano l'innovazione e la sostenibilità, che noi proponiamo sia diciamo, agli enti locali, quali possono essere i comuni, le province o anche i GAL stessi, sia diciamo, ai privati. Però ad un certo punto cosa è successo? Che ci siamo accorti che parlando di sostenibilità in realtà le persone iniziavano a guardarci in maniera un po' strana, perché sembrava un po' come se parlassimo delle categorie dello spirito o qualcosa. Cioè sostenibilità, cosa vuol dire? E ci siamo accorti che c'era bisogno di un link, di un qualcosa materiale e concreto che facesse capire alle persone in realtà che la sostenibilità è qualcosa che è applicabile quotidianamente nella vita di tutti i giorni, nell'economia della nostra regione. Ed è così appunto che da Ischida nasce un figlio, diciamo così, di Ischida, che è Movirindi, che è un progetto di mobilità sostenibile. Ma scusate, com'è? Scirarindi sì. E Movirindi vi conoscevate? No. No. No, questa è fantastica. Voi non vi conoscevate? No. Vi abbiamo messo insieme alla noi? Fine anche Ischida e Scirarindi diciamo che concettualmente quindi da Ischida nasce Movirindi che però non si conosceva con Scirarindi e vabbè, a Rasolè fa anche queste cose, questa è una piazza virtuale, lo abbiamo sempre detto, facciamo incontrare le persone e magari chissà che da cosa non nasca cosa e quindi certo. Con Movirindi che è successo? Allora, Movirindi può essere definito come il progetto della mobilità sostenibile in Sardegna e la mobilità elettrica è una declinazione della mobilità sostenibile. Noi cosa abbiamo visto? Che poi lo vedremo dopo a quanto ho capito nel filmato. Abbiamo fatto una piccola sorpresa. Sì. Esatto. Abbiamo visto che c'erano già dei prodotti maturi, anzi io direi anche proprio pienamente maturi, per essere introdotti nell'uso quotidiano. Adesso vedremo appunto dopo delle vetture elettriche. E perché però abbiamo scelto proprio questo genere di prodotto? Perché comunque vediamo che la mobilità è un problema che in una città urbana come Cagliari, monocentrica, dove insomma, degli studi hanno appurato che giornalmente nelle ore di punta ci sono 64.000 spostamenti dall'Interland verso Cagliari. Cagliari? Sì. 64.000? Spostamenti. Che mandano nell'aria botte dall'Interland verso Cagliari, senza contare poi gli spostamenti interni che sono altri 64.000. Quindi diciamo che la mobilità, soprattutto per quanto riguarda la diminuzione di produzione di CO2, era quindi un elemento fondamentale e cruciale della sostenibilità. Noi abbiamo degli obiettivi che ci ha posto non l'Unione Europea, sì. Cioè gli obiettivi, come dire, accettati a livello internazionale, sì, gli obiettivi di Kyoto. Sì, a parte Kyoto, però infatti non dimentichiamo anche che entro il 2020, secondo il piano d'azione nazionale delle energie rinnovabili, l'Italia dovrà raggiungere il 17% di produzione di consumo di energia da fonti energetiche rinnovabili. E noi infatti nei nostri progetti cerchiamo sempre di integrare la mobilità elettrica con le energie rinnovabili. Ma siamo parecchio lontani in Italia ancora da questi obiettivi. Siamo partiti dal 2005 che eravamo al 5,2%, quindi la strada siamo messi male. È in salita. Allora, l'Italia non soltanto è il paese in Europa che sta crescendo di meno, mi pare lo 0,5%, la media europea supera l'1%, l'1,5%, ma è anche il paese che arranca faticosamente nelle strade, peraltro già delineate, che sono quelle delle emissioni, dell'abbattere le emissioni di CO2 nell'atmosfera, quindi di puntare sulle rinnovabili, su altri sistemi di mobilità, però in Sardegna abbiamo chi si sta preoccupando di diffondere queste nuove modalità di movimento. Ha impatto zero perché la macchinina elettrica mi sa che non emette nulla o emette qualcosa? No, la macchina elettrica ovviamente non avendo un motore a combustione non emette nessun gas di scarico. E ne parleremo dopo. Stanno arrivando tanti sms, uno mi ha colpito da 2 anni, sto cercando di acquistare uno scooter elettrico ma a Cagliari nessuno lo commercializza perché nel frattempo Roberta Floris è salita su una macchina elettrica e ha fatto un giro per Cagliari. Prego.
Ancora in fase di evoluzione, l'auto elettrica sta suscitando sempre maggiore interesse, non solo da parte di chi, case automobilistiche e università in testa, sforna progetti e prototipi, ma anche da chi sempre più spesso si preoccupa e presta attenzione all'ambiente in cui vive. Certo, i costi delle auto in circolazione non sono proprio per tutte le tasche, si parte dagli 8.000 fino a raggiungere 25.000 euro, ma le caratteristiche delle auto assicurano il massimo rispetto dell'ambiente. Siamo su una Birò, un'auto completamente elettrica. Quali sono le caratteristiche di questa vettura? Fino a 70 km di autonomia, 45 km/h come velocità, essendo omologata come ciclomotore di più non può fare. È un'auto totalmente elettrica, totalmente made in Italy e viene costruita a Pordenone. Cosa vuol dire totalmente elettrica? Cioè non fa utilizzo delle normali fonti di energia, insomma, che alimentano normalmente le vetture? Si ricarica comodamente da casa con una presa 220, rispetta l'ambiente perché non fa rumore e non inquina. Quindi si ha sicuramente una minore emissione di anidride carbonica o pari a zero? Pari a zero, esattamente. Quanto possono durare le batterie? Che autonomia hanno? Autonomia, ripeto, fino a 70 km, come vita siamo intorno ai 12.000-13.000 km. Si è ancora in evoluzione, in fase di evoluzione e sperimentazione quanto ai prototipi? Questa è già pronta sul mercato, utilizzabile già da oggi e noi siamo qui a dimostrare proprio questo. In Sardegna ci sono dei comuni che per primi hanno deciso di utilizzare questa vettura? Cagliari, noi. Grazie Roberta. Allora, la macchinina elettrica esiste per davvero, costicchia un po' tanto e come rispondiamo al telespettatore che cerca disperatamente da 2 anni uno scooter elettrico? Allora, diciamo che se per scooter intendiamo un 2 ruote tradizionale, un 2 ruote, noi attualmente ci stiamo muovendo per diventare anche distributori di un 2 ruote, quindi invito il telespettatore a mandarci una mail info@eskida.it con i suoi dati e noi lo terremo aggiornato. info@eskida.it. Ok, spero che sarà informato. Di andare su www.moverindi.com e lì sarà aggiornato insomma su tutti i prodotti che noi abbiamo al momento. In realtà la macchina che abbiamo visto ora, cioè quella più piccolina, risulta essere un quadriciclo leggero ed è omologato come un cinquantino, quindi l'uso che se ne può fare è uguale a quello di uno scooter. Infatti la velocità massima, come abbiamo visto, è 45 km/h ed è addirittura parcheggiabile nei parcheggi degli scooter, per cui in realtà si ha l'utilità di uno scooter, però unita un pochino più confortevole. Al comfort di un'auto, perché comunque permette, diciamo, in maniera molto concreta di arrivare insomma, in ordine a qualsiasi appuntamento. L'utilizzo di tutti questi mezzi nuovi elettrici è legato, io mi permetto di dire, al fatto che la città, ma anche le strade devono essere organizzate in modo diverso, perché ovviamente non ci sarà più bisogno del distributore di benzina oppure diesel oppure non so, gas, ma di postazioni per caricare certo. le batterie. Allora, come hanno detto già i miei colleghi nel filmato, le macchine sono tranquillamente ricaricabili a casa in una normale 220. Si prende la batteria e si porta dentro casa? No, si collega la macchina come se fosse un cellulare. Si collega la spina da una parte e la spina dall'altra parte. Ma la macchina mica la posso portare dentro casa? No, nel caso in cui si abbia un garage si può ricaricare tranquillamente così. Attualmente infatti noi pensiamo che il vero cambiamento di mentalità si fa solo con dei forti partenariati pubblici-privati. Perché non credo che sia... Cioè, l'ideale sarebbe appunto che anche per esempio chi gestisce i parcheggi pubblici metta delle colonnine per la ricarica in maniera tale che chi va... È la città che si deve riorganizzare, magari chi lo sa, fra qualche mese quando ci sarà il nuovo sindaco magari riproporremo la questione. C'è da dire che comunque non è un problema che si pone di frequente perché adesso la macchina più piccola ha 70 km di autonomia, quella più grande arriva fino a 140, insomma, per cui... Diciamo vediamo fino a San Luri e il ritorno andiamo tranquilli. No, diciamo che la mobilità elettrica al momento è competitiva sull'urbano e il suburbano, per il resto diciamo non è ancora il nostro standard. Non è il caso. Speriamo che la ricerca e lo sviluppo ulteriore ci metta... Già sull'urbano noi consideriamo che la maggior parte delle persone non fa più di 30 km di media. Certo.